Leonardo Muraro inginocchiato con il pollice alzato, dietro Flavio Tosi, una foto scattata durante il tour elettorale del sindaco di Verona nella Marca. E ancora un'istantanea del presidente della provincia con la spilla di Razza Piave e sullo sfondo il manifesto elettorale di Tosi. Immagini che hanno fatto pensare a molti che oramai il passaggio di Leonardo Muraro al fianco di Flavio Tosi alle prossime regionali fosse cosa fatta. Poi, alle 12:30 di un martedì come tanti di aprile, arriva la convocazione di una conferenza stampa per comunicazioni urgenti da parte del presidente ed ecco il colpo di scena, o forse no. È una scelta difficilissima, pesantissima nei confronti di Amici, che ha posto come obiettivo un'unica cosa, il rispetto di quelle persone che mi hanno dato il voto nel 2011. Portare avanti l'impegno preso nei confronti dei suoi elettori, concludere il mandato come presidente, sostenere i dipendenti della provincia in questo delicato momento. Sono queste le priorità di Muraro a scapito anche di una crescita politica personale. Rinuncio anche a un'ipotetica mia, crescita politica a descapito di una scelta che faccio nei confronti del territorio e di coloro che per essere rispettoso di quel mandato che mi è stato affidato dai cittadini trevigiani. Resto un militante della Lega, anche quest'anno a gennaio ha rinnovato la tessera, chiarisce Muraro, parlando di illazioni, di falsità fatte circolare senza che ci fosse nulla di deciso. Così dopo giorni di riflessione la sofferta decisione che va al di là dei rapporti umani d'amicizia che lo legano a Tosi. Flavio è sempre stato è una persona intelligente, rispettosa e della situazione. Flavio è un signore. Di cosa ne sarà di Razza Piave ancora non si sa esattamente e a chi gli chiede se i consiglieri e gli assessori saranno compatti in questa sua decisione. Ognuno si prenderà le proprie responsabilità, io mi sono preso la mia e gli altri si prenderanno le proprie responsabilità. Cala dunque il sipario su questa vicenda che probabilmente avrà ancora degli strascichi da qui al 31 maggio, ma intanto Muraro chiede qualche giorno di pausa. Lasciatemi fare un paio di giorni, vado a prendere il mio cane, la bicicletta, vado un po' a sfogarmi per togliere tutta la tensione che avevo addosso.